Eppure c'è qualcosa che non vi ho detto. Video 1, Montegrappa in Graziella, la partenza. In questo istante, che se non hai visto il video ti lascio in alto a destra, in modo che tu possa partire dall'inizio per vedere questa playlist completa, dentro di me per la prima volta ho pensato, stavolta voglio fare qualcosa più grande di me, da Semonzo, il pezzo più duro per affrontare la scalata a Cima Grappa. Poi però la pedivella ha fatto un giro di 360 gradi. Io ho fatto un respiro profondo e un'espirazione forzata e ho detto andiamo. E se la bicicletta è la parafrasi della vita, che per mantenerti in equilibrio devi continuare a pedalare come un ostacolo sul nostro cammino che ogni tanto ci troviamo davanti, ho stretto i denti, mi sono concentrato ancora di più, ho stretto le manopole della Graziella, le manopole Specialized che abbiamo montato, e a testa bassa ho incominciato a esprimere potenza su quei pedali, proprio come facciamo ogni giorno nelle nostre vite. Quindi buona visione del video e buona visione dell'ultimo episodio di questa playlist Montegrappa in Graziella, episodio del gran finale. Ciao! Grinta! A manetta, dai che andiamo! Siamo qui in diretta da Montegrappa, vi scampa l'ultima dei nostri tempi che per difendere i suoi diritti deve avere il gran periodo del del mese Vigna e i suoi sbigli. Siamo tutti con te, anonimo alcolista! Ragazzi, tornante numero 26, ci siamo. 26esimo tornante fatto, devo gestire bene le ultime energie perché ragazzi anche mentalmente sono un poco lucido e ho mangiato l'ultima marmellatina, ho mangiato veramente tanto perché è veramente dura. 2000 metri, ho appena visto una scritta con la bomboletta 2K, quindi 2 kilos in greco, ho studiato e ci direi che ci siamo. 2000 metri, di cui gli ultimi qui saranno un po' impegnativi e dopo sarà un po' più viabile, però fantastico, fantastico. Non vorrei cantare vittoria troppo presto, però ce l'ho quasi fatta. Domenica 3 novembre 1918. Oggi ho saputo alle ore 15 cesseranno le ostilità e che sarà conchiuso un armistizio tra i due eserciti. Ah, le gambe. Ora veramente la guerra è finita. Oh mio diario, quanto poco dici su quello che io sento. Tu non puoi registrare nulla della mia gioia, come nulla hai potuto rilevare del mio dolore passato. Oggi, mentre un cumulo di ossa attesta il sacrificio compiuto dal popolo italiano, la vittoria alata spicca il volo sulle schiere dei superstiti e si canta ancora il peana per le vie e le piazze d'Italia. La mia batteria oggi è scesa dal Grappa. Tutti i volti sono raggianti di gioia e per tutta la giornata il brusio continua. A sera, che dolore ragazzi, tutto il Grappa si accende di 1000 luci. Giuseppe Perrozzi. Metri in cui si può respirare, diciamo così, anche se come vedete tira abbastanza. E siccome ci tira, lo mettiamo sulla gamba bene. E voglio ricordare il motivo principale, due motivi. Il primo, vabbè, Montegrappa da Semonzo in Graziella dice già tutto, potrebbe già dire tutto, però c'è il secondo motivo ed è il più importante, è il fatto che su questa montagna valorosi eroi, li chiamiamo così, voglio chiamarli così, hanno perso la loro vita per difendere la patria. E ragazzi, bisogna dire la verità, se non avessero dato la loro vita, se il loro sacrificio non fosse stato così importante, la storia non sarebbe stata quella che è e conosciamo oggi, le cose politicamente sarebbero diverse. 27esimo tornante intanto, quindi un ringraziamento di cuore e voglio esprimere tutta la mia fatica e facendo questo voto, chiamiamolo così, di questi campioni eroi che purtroppo vengono poco ricordati o nella bocca dei giovani sono poco ricordati, e quindi dal punto di vista storico è doveroso ricordare questi angeli, queste migliaia di angeli che ci hanno difeso e hanno difeso il nostro territorio. Mercoledì 6 novembre 1918.
Mi sono levato con le membra intorpidite per il freddo intenso di questa notte. Sono appena entrato a Pieve. Sono appena entrato a Pieve del Grappa, finito Borso del Grappa. Siamo quasi arrivati a rifugio, ultimi metri, e la stanchezza, ragazzi, è tanta, mentale, dal punto di vista mentale, nonostante mi sia sempre nutrito. E una cosa, non fatelo a casa, andate in bici normale, mountain bike, grave, ma in graziella lasciate proprio perdere, datemi retta. Ma ormai è ora che io parta, che io abbracci i miei compagni, che lasci la 887esima batteria da montagna e tutti i ricordi di un passato per raggiungere il treno in partenza da Bassano. Che paesaggi stupendi, che bello che è il nostro paese, guardate un po'. Dal carro merci che si allontana dal Grappa, guardo appoggiato alla sbarra la frastagliata montagna del Meatte. Ultime curve. Rivedo il Boccaor, il Col Formiga e le valli di Semonzo e Santa Felicita. Vedo, ricordo, piango, aree di sacrificio. Un paradiso, ragazzi, che niente da dire. Vi rivedo tutte o montagne arate, sconvolte da milioni di proiettili. Non fa male. Ok, dai, è tuo. Ragazzi, uno degli ultimi tornanti. Non vi auguro mai di provare quello che ho io nelle gambe adesso. Di là gireremo a destra. Sto facendo le riprese più indispensabili possibili e continuo a zigzagare. E ovviamente diminuisce la pendenza, ma aumenta la lunghezza, ma non ne ho quasi più. Ho le ultime energie in corpo. Vedete, rifugio Bassano. L'ultima chicane! Giriamo a destra. Fai l'ultima curva prima del traguardo! Ed è quasi fatta. Come vedete, la strada qui è un po' più larga. Su quelle vostre zolle, i figli di nostra stirpe, meditino sull'immane flagello di questa guerra e traggano insegnamento dal sacrificio di chi ha rinunziato alla vita per dare alla patria un volto nuovo. Fa che giammai sia vano il nostro sacrificio. Giuseppe Perrozzi. Prima avevamo carreggiata di... Porca vacca. Gazzetto. Prima avevamo careggiata di 5 metri e mezzo, adesso careggiata più larga. Io continuo a zigzagare perché, ragazzi, ho dato tutto, ho dato veramente tutto. Porca miseria, ho dato tutto. Eccolo, ragazzi, rifugio Montegrappa, rifugio Montegrappa. Mamma mia. Saluti alla bandiera italiana. Rifugio Montegrappa. E quello è il monumento. Ultimi metri. La ruba John e se la prende direttamente dalle mani di Malone. Ultimi metri, ho perfino mal di testa. Tra ciclisti, in termine ciclistico si usa dire goccia pana scimmia, ovvero ho preso una scimmia e fa male, però non fa male. È una cosa incredibile, quasi da commuoversi, ho i brividi, oltre per il freddo, ma per quello che sto portando a termine. Manca veramente poco, 200 metri. La festa sta per iniziare! Ed è fatta, ho gli occhi lucidi, ma grande, grinta, mamma mia. Eccolo lì lo splendore. Ragazzi, abbiamo appena parcheggiato l'auto dove c'è il museo, l'entrata alle gallerie del Montegrappa. Stiamo andando sotto al rifugio Bassano. Andiamo a vedere l'arrivo di tappa. Sì, per quello che si può dire l'arrivo di tappa. Che il grosso l'abbiamo fatto, o l'ha fatto, dipende da che bei posti. Poi quando abbiamo la GoPro 8 faremo il giro. Siamo in diretta dal rifugio Bassano. C'è ancora luce. È durissima adesso! In pochi metri. L'ultima curva per Michael Schumacher! Ci sono 250 metri. Sta per realizzare qualcosa di assurdo! C'è Pirlo di tetto! Tiro l'ultima azione della sua carriera NBA. Lei che sei il più forte del mondo. Schumacher ce l'ha fatta! Non c'è spazio qui! Va a Stefano Baldini. Arresto tiro Jordan. Bravi! Cipollini! Qualcosa di incredibile! Ed è nostro! Sta vincendo qualcosa di leggenda!
No, Balzani! È un testa a testa, non si dirà mai! Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince! È entrato, non ci credo! Bravo, bravo, bravo! No, Cosa ce l'ha ha fatta medaglia d'oro! Schumacher, campione del mondo! Impossibile! Bravo! Vince, trionfa, alza le braccia al cielo. Rossi c'è! Una tappa indimenticabile. Rivediamo la caserma Grappa. Oh, ragazzi, un saluto per la stampa che qua i morti. Oh no. Che gara! Ciao. Questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello. Intanto siamo proprio al Grazie Sacrario. anche a lei. Grazie a voi 4-5, devo ringraziare dall'alto lei. Devo ringraziare anche te Bembe, dammi che ti inquadro. Devo ringraziare anche te. Grazie. Acqua, malto destrine. Vabbè, Porca dopo- miseria. Siamo col buon Bembe, siamo arrivati, ce l'ho fatta, incredibile, non ci credo, con lei, la Graziella. Grazie Ago per averci prestato la Graziella. Bembe, vuoi dire qualcosa? No, niente, che è stata un'impresa epica e lo vedrete prossimamente. Nei prossimi video, dai che andiamo. Wow. Voglio una tua opinione, ho le ultime energie per reggermi in piedi, però voglio far vedere dove siamo e soprattutto parte sacra della nostra patria è lì, austro-ungarici e italiani insieme, però è stato veramente emozionante, gli occhi lucidi ce li avevo soprattutto al finale qui e grazie di cuore. Penso che semplicemente senza alterarmi, basta che vi dico, se vi va a sto punto mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividete il video con qualche amico, amica che come voi piace la storia d'Italia e che fa parte di ognuno di noi. Io faccio il buon Fabio, perché questo qua se l'è fatta tutto a piedi, se non ci credete chiamate il numero di sovrimpressione qua sotto che è il mio. Bembe, Poi, allora, siamo pronti. cosa vuoi dirmi di questo? Aspetta che mi giro, se no siamo contro il sole. Cosa vuoi dirmi di questo video? Beh, di questa impresa? Questa impresa è degna di nota, è stata importante, già il primo pezzo, i primi 10 tornanti è stato duro a salire anche con la macchina. Diciamo che per il Monte Grappa questo è altro. Ok, quindi io devo ringraziare anche Alessandro per gli amici Bembe, che lo chiamo sempre Bembe però il suo nome è Alessandro, e veramente non ho parole, sono contentissimo anche del fatto che anche qui in cima a Grappa, come vedete, c'è un clima magnifico. Io pensavo di trovare nebbia, freddo e quindi dover mettermi il gilet oppure i manicotti. Botta di culo. Esatto, quindi per fortuna è stata una bellissima giornata, sono contentissimo. Ancora grazie Ago per la Graziella e grazie a tutti. Ciao! E dai che andiamo. Momento. Ragazzi, devo dirvi due cose dopo che ho preso fiato. Vedendo la Graziella così piegata, si sono fermate delle professoresse dell'istituto Matteotti di Maerne, Martellago, provincia di Venezia, e mi hanno chiesto curiosità riguardo al video ed erano veramente felici di vedere che un ragazzo, non per essere vanitoso, non per tirarmela, giusto Bembe? Giustissimo. Non per tirarmela, ha fatto una cosa, ha creato un video per testimoniare e ricordare che qui su questa salita più di 100 anni fa hanno perso la vita dei valorosi combattenti per difendere il nostro territorio. Sono state felicissime perché al giorno d'oggi veramente pochi sanno l'impegno e purtroppo quello che è successo a questi valorosi connazionali. È come per un giovane francese ricordarsi il preso della Bastiglia o per un tedesco la caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989. Quindi sono cose che per ognuno di noi, indipendentemente dal titolo di studio, indipendentemente dallo stato sociale, penso che faccia parte della cultura personale e deve essere ricordato, Sì, giusto? sì, soprattutto comunque che sono passate 2 generazioni dalla battaglia del 15-18 e devono essere ricordate perché queste sono è una storia a cielo aperto. Comunque ragazzi, per dirvi, allora adesso è un po' più tardi, però da mezzogiorno e 10 fino alle 4:30, Sì, 4:45. fino alle 4:30, ecco, ho fatto questa pedalata 1550 metri di dislivello e wow, sono contentissimo. Bravo, grazie ancora bravo. e grazie a voi. E infine devo anche ringraziare Edizioni DBS e il signor Piero Tessaro che hanno permesso la raccolta delle frasi scritte da uno dei ragazzi del 99, il signor Giuseppe Perrozzi, che avete visto in questa playlist di 6 video che vi ho portato. Monte Grappa in Graziella da Semonzo, riportandovi il suo arrivo
salito sul Monte Grappa nell'aprile del 1918 nel video 1 fino a lasciarlo nel novembre dello stesso anno in questo video, perché la prima guerra mondiale era finita. Tutto ciò raccolto in questo libro, 1918 Monte Grappa, diario di guerra di un ragazzo del 99, Giuseppe Perrozzi, per farvi vivere questa intensa avventura a 360 gradi. 2, 1, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Maime, tanti auguri a te. A dai Manuel, mago de fossi laureai. Dottore del buso del Dottor Muia Manuel Cosimo, per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto, quindi portato alla tesi di laurea, la proclama dottore magistrale in scienza e tecnica dello sport, con la votazione di 110 euro. Complimenti. Che paese, neanche te avessi fatto il Monte Grappa in glaciera.